Le spiagge di Jesolo, nella giornata di Ferragosto, hanno ospitato l'animazione di Happy Smile Animation, che ha intrattenuto i più piccoli con giochi e balli caraibici. La manifestazione è stata sostenuta e promossa dall'Avis della Regione Veneto. C'eravamo anche noi. Benvenuti dall'Happy Smile Animation! Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Soffia la sua roma. Ricordiamo che qui con noi oggi ci sono i volontari dell'Avis. Il giorno di Ferragosto. Presidente, in una giornata di festa, oggi è un'iniziativa molto importante sulle spiagge di Jesolo al Consorzio Baffile. Sì, infatti noi abbiamo voluto proprio approfittare di questa giornata di festa per trasformarla in una giornata di solidarietà. Abbiamo cioè offerto i nostri spazi all'Avis perché possa promuovere le sue iniziative, i suoi progetti e per sensibilizzare un po' tutto il pubblico che, come dicevamo all'inizio, sta festeggiando, ma probabilmente è un'occasione anche per riflettere sulle cose buone che si stanno facendo. Questa stagione com'è andata? Ma diciamo che forse all'inizio eravamo più pessimisti, pensavamo peggio. Complessivamente le cose sono nella norma, insomma, ecco, possiamo essere alla fine anche soddisfatti. Due parole sulla manifestazione di oggi, l'animazione nel Consorzio Augustus sulle spiagge di Jesolo e il supporto molto importante dell'Avis. È stata una bella esperienza, hanno coinvolto numerosi ragazzi e hanno fatto divertire molti bambini. Siete soliti ospitare questo tipo di manifestazioni? Beh, abbiamo un'animazione importante perché i nostri ospiti che vengono da noi vogliono venire qua a divertirsi e scacciare tutti i pensieri invernali che accumuliamo tutto l'inverno. Com'è andata questa stagione? Abbiamo rifatto bene o male le stesse presenze degli altri anni, quindi anche questa alla fine sarà una buona stagione. Va bene a chi lo riceve e a chi lo dona! Anche voi dell'Avis siete qui oggi per questa importante iniziativa con il vostro sostegno. In che modo state promuovendo l'associazione? Allora, ovviamente d'estate tra l'altro è il periodo di maggiore emergenza per la donazione, quindi siamo in servizio anche oggi. Siamo qui su 2 delle 4 spiagge con il materiale informativo, qualche gadget per i bambini e stiamo distribuendo informazioni a chi si avvicina, a chi vuole saperne qualcosa di più su come diventare donatore. Perché uno dovrebbe diventare donatore? Perché non costa molto, nel senso in termini di tempo o di sacrificio, sono 10 minuti 2 o 4 volte l'anno che però salvano veramente delle vite come dati di fatto, per cui si sa assolutamente di aver fatto qualcosa di indispensabile. Cosa avete fatto fare oggi ai bambini? Noi l'abbiamo fatto festeggiare il loro Ferragosto con anguriata, balli di gruppo, giochi dei cerchi, tutti quanti insieme, giusto per far divertirli e per farli stare tutti in compagnia. Prossimamente dove sarete? In giro per l'Italia, non si sa dove, non si sa come, l'importante è che siamo sempre in giro a far divertire i bambini. Oh, Ferragosto a tutti!